La prima volta era stata il 15 marzo, quando diverse migliaia tra studenti e attivisti avevano raggiunto in corteo Rialto per il Climate Strike, la marcia per il clima e per chiedere provvedimenti seri contro il riscaldamento climatico. Eco Internazionale aveva avuto poi la presa del tappeto rosso del Palazzo del Cinema del Lido, poco prima della serata finale del festival, un'azione applaudita tra gli altri da Mick Jagger dei Rolling Stones e Roger Waters dei Pink Floyd, entrambi presenti a Venezia per la mostra. Venerdì si replica con uno sciopero globale per il clima e una manifestazione che partirà alle 8:30 dal piazzale della stazione Santa Lucia. Alla sede CGIL di Mestre ci si attrezza già con uno striscione visibile a chiunque entra o esce da Corso del Popolo. Noi non vogliamo di certo tornare al vecchio dibattito tra ambiente e lavoro. Noi diciamo che servono investimenti per creare una produzione che sia una produzione che è attenta alle condizioni di questo pianeta, e da questo punto di vista ci permettiamo di dire, per esempio, che anche Porto Marghera potrebbe essere una zona assolutamente importante in cui fare questi investimenti, ed anche da questo punto di vista una zona simbolica. Venezia sembra in effetti sempre più al centro di questi dibattiti. Il 7 settembre il deputato veneziano del Partito Democratico Nicola Pellicani ha presentato assieme a Ségolène Royal, ex ministro dell'ambiente francese e ora presidente di COP21, la conferenza internazionale sul clima, il progetto di istituzione di un centro internazionale sui cambiamenti climatici a Venezia, proposta che Pellicani ha presentato anche in Parlamento. Il 25 settembre il gruppo del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo ha proposto a Bruxelles, assieme al consigliere regionale Jacopo Berti, l'istituzione di una procura ed una corte penale europea a tutela dell'ambiente e della salute, con sede anche questa a Venezia. Venezia si presta come città anche perché noi abbiamo il problema ambientale, l'acqua alta che in maniera costante e continua ormai manda ogni tot a fondo la città. Quindi sì, questa mi sembra la sede appropriata. L'afflusso di turismo porta inquinamento, d'altronde insomma tutto quello che finisce in acqua, e Venezia ne ha, poi si concentra in una parte specifica dell'oceano. Abbiamo visto addirittura isole di plastica, e quelle isole di plastica arrivano da tutto il mondo, anche purtroppo insomma dalla nostra bellissima città.